Altri avvocati, ma veri, questa volta hanno fatto ottenere un maxi risarcimento a una famiglia e soprattutto a una bambina che ha riportato gravissimi danni 9 anni fa in sala parto. Al risveglio ho chiesto subito di mia figlia e mi hanno detto che stava bene, che era andato tutto bene, mentre invece poi ho saputo dopo il danno che la bambina aveva subito durante il parto. È un fiume in piena la mamma quando racconta quel dramma vissuto il 3 dicembre di 10 anni fa all'ospedale di Rovigo. La sua bambina, sana per tutti i 9 mesi di gravidanza, subì le conseguenze di una incredibile serie di errori e di decisioni sbagliate che la resero tetraplegica. Sono stati 10 anni duri, è stato tutto sulle nostre spalle. Ieri, dopo un iter giudiziario lungo come la sua travagliata vita, l'ASL Veneto è stata condannata dal Tribunale di Rovigo a risarcire la piccola e la sua famiglia con 5.100.000 euro. Siamo soddisfatti di questa sentenza e finalmente potremo permettere a Leonora tutte le cure e terapie che necessita e che gli sono state private in questi 10 anni. Sicuramente questi soldi ci aiuteranno comunque a portarla anche in America, dove ci sono comunque ossigenoterapie che sono molto valide. Ci aiuterà sicuramente a darle una vita migliore. Eleonora non vede, non sente, emette suoni che solo i genitori sanno interpretare, ma forse in fondo a quel buio che nessuno è in grado di esplorare, quella decisione di ridare una dignità almeno economica alla sua odissea ha acceso una piccola luce.